leader nazionale di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenuta a Palermo in occasione della presentazione del suo libro Io sono Giorgia, si è soffermata tra l'altro anche sulle elezioni regionali in Sicilia nell'autunno del 2022 e sulla scelta del candidato presidente della regione. Ma io spero che insomma, alla fine si riuscirà a comporre una coalizione ampia e vincente, per questo Fratelli d'Italia lavora sempre a livello nazionale, a livello siciliano. Abbiamo scelto di sostenere la candidatura di Nello anche per cercare di diciamo così, favorire la scelta degli altri partiti, perché avevamo paura che insomma, alla fine si facesse tardi. Noi siamo già in campagna elettorale, la Sicilia è sicuramente un test importante, ma è soprattutto una terra che ha bisogno di risposte dopo l'amministrazione Crocetta, e quindi noi abbiamo insomma, deciso per primi di ufficializzare il nostro sostegno a Nello. Riteniamo che Nello sia il candidato migliore che il centrodestra può mettere in campo in Sicilia e speriamo che possa convincere anche gli altri attori a partecipare a questa coalizione che è sicuramente vincente. Le altre coalizioni un po' arrancano come il PD, il fatto di aver già scelto un candidato importante come Musumeci adesso è già un vantaggio? Ma io penso di sì, è un vantaggio, anche se Nello non ha bisogno diciamo, di essere conosciuto in Sicilia, è una persona che vanta la sua storia, la sua competenza e la sua credibilità, è insomma qualcosa di raro nel panorama politico. Fratelli d'Italia non poteva che fare diciamo, questa scelta, sicuramente ci aiuta a raccontare il programma che abbiamo in mente per questa terra. È la seconda volta che scendo in Sicilia in poche settimane, stiamo parlando di turismo, stiamo parlando di agricoltura, stiamo parlando di formazione, stiamo parlando di legalità, stiamo parlando di lavoro, ecco, di tante questioni sulle quali i siciliani vogliono sapere che cosa proponiamo e a questo ci dedichiamo, non alle questioni alle beghe dei partiti sulle quali sono ancora impegnati a lavorare gli altri.